Sono trascorsi quasi 20 giorni dall'omicidio di Marco Mameli, il 22enne di Il Bono, ucciso a coltellate a Barisardo durante i festeggiamenti di Carnevale. Eppure il suo assassino è ancora senza volto e senza nome. Gli appelli disperati della madre Simona Campus e le parole del vescovo di Nuoro e Lanusei, Monsignor Antonello Mura, durante i funerali non hanno scosso le coscienze. Un silenzio assordante avvolge quella notte maledetta. Tra i tanti giovani presenti, nessuno sembra aver visto o sentito nulla di utile alle indagini. Un'assenza di risposte che appare incredibile. C'era una speranza. Giampaolo Migali, 25 anni, di Girasole, ha confessato di aver ferito con un coltello un altro ragazzo di Il Bono, Andrea Contu, proprio quella sera e nello stesso luogo. Forse avrebbe potuto fare luce su quei drammatici istanti, ma nell'interrogatorio di giovedì scorso si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tuttavia, rilasciando dichiarazioni spontanee, avrebbe ribadito quanto già affermato agli inquirenti oltre 2 settimane fa: non ho ucciso io Marco Mameli. Un muro di omertà che diventa ogni giorno più pesante non solo per la famiglia ma per un'intera comunità straziata dal dolore. Si cerca di abbatterlo anche sui social. L'hashtag Giustizia per Marco è ormai virale, un messaggio diretto a chissà, ma tace. Tra le voci più forti quella di Gian Basilio Balloi, medico titolare della Guardia Medica di Baunei, che lancia un appello durissimo. Se è vero che chi salva una vita salva il mondo intero, cosa succede quando qualcuno si avvale della facoltà di spezzare una vita? Fatevi coraggio, il tempo dell'omertà è finito. A questa società servono uomini, non vigliacchi. Nel frattempo le indagini della procura e della polizia proseguono nel massimo riservo. Diversi coltelli sequestrati sono al vaglio della scientifica. Gli investigatori cercano impronte digitali, tracce ematiche, qualsiasi dettaglio che possa rivelarsi decisivo. Ogni indizio potrebbe portare alla svolta che tutti attendono, perché la verità su Marco Mameli non può restare sepolta nel silenzio.